Girone di ritorno difficile per Bottega e compagni, la classifica di C1 resta molto corta e davanti a 5 punti di distacco in zona playoff c'è la squadra di Paolo Marotta. Dalla Bel Bottega Arena di Tombolo, con Udino Baggio per Roblox, per Godego, marca. Bar e Garbuio a sbracciare fuori da Fraccaro che ci prova, Prosdocimi scende, la palla resta in zona offensiva. Fraccaro cerca il compagno ma diventa un tiro, quasi sorprende Prosdocimi che la con Kuc. Il tocco di Kuc prima dell'arrivo di Fornasier. Salifu, ancora Kuc che può andare. Kuc perde l'equilibrio. Garbuio va a puntare Sebbar. C'è anche Salifu. Garbuio passa. Garbuio di fronte a Prosdocimi che invece non si lascia superare. Garbuio cerca il Raji ma la palla è troppo lenta, quindi ci arriva Wally. Wally può andare 2 contro 1. Massarotto ancora, si chiude il triangolo. Il primo timbro alla Bel Bottega Arena. Lo mette l'Infinity Godego con il numero 11 Daniel Wally che recupera palla a centrocampo. Bottega poi non può restituirgli l'1-2 perché c'è Wally a tenerlo lì. La palla però è fuori per Raji. E Raji con il destro. La palla è stata a piede la marca con Fraccaro. È partito Bottega. Fraccaro va a sinistra da Zandonà. Zandonà punta. Zandonà. Prosdocimi. E Massarotto. Fraccaro. Laterale Nureddin e Raji. Prova il 10. Aspetta il momento giusto. Poi va in porta Torresan sulla respinta. Non trova Fraccaro. Tocco d'esterno da Raji. C'è anche Bottega a destra. E Raji aspetta, poi cerca la porta. Medina la tiene lì. Massarotto prova a uscire all'Infinity Godego, ma c'è Garbuio, ancora marca in avanti. E Raji! Il tocco con la suola di Garbuio. Il sinistro di Nureddin e Raji. Il gol del numero 10 che a 6:20 dal termine del primo tempo pareggia i conti per la marca. È il suo 6º gol stagionale. E questo è un gol da card, da mix card di Roblox. Trovate sempre le informazioni in descrizione. Medina sul Fraccaro, la protegge il 14 che poi va via. Il tocco filtrante per Nicolini che non riesce a coordinarsi per il tiro. Quasi la palla rischia di entrare lo stesso. Bottega. Parte il Raji, Bottega poi va dentro. Il tocco per Ismail e Raji sullo scarico di Nureddin e Raji. E Raji da Ismail e Raji, deviazione di Kuc sul passaggio in mezzo e Raji non ci arriva, quindi Wally può andare in volata. Wally da solo, Wally Bresolin ci mette il petto. Mai trascorsi 2 minuti nell'arco di questo secondo tempo, ancora 1-1 risultato tra Infinity Godego e marca Fuzza. Il filtrante di Salifu per Sebbar che l'aveva controllata bene. Le armi più pungenti della marca, il destro da fuori di Bottega che arriva proprio l'8, va in porta, la deviazione di Salifu rischia di beffare Prosdocimi. Massarotto, c'è Raji che lo tiene, Massarotto riesce comunque a puntare, arriva il raddoppio di Garbuio, Massarotto passa in mezzo a 2, Massarotto con la conclusione sul primo palo, Bresolin si tuffa. Raji, Zandonà sbaglia un appoggio e quindi Wally può puntare, Wally accelera sulla destra, Wally cerca il primo palo, l'ha toccata probabilmente Zandonà. Fraccaro, Garbuio la tiene lì, la protegge, l'arrivo di Zandonà sullo scarico di Garbuio, il sinistro. Arriva Ambarek, Fraccaro costretto a un 360, tocco d'esterno per Ismail e Raji, il controllo col sinistro, non la vede partire Prosdocimi, si può girare e puntare, arriva a destra come un treno Nicolini, Massarotto va da Ambarek, torna a Bottega, Ambarek a terra, Bresolin, Nicolini, servito da Ambarek, facile facile, il tocco in porta del numero 3 Ezechiel Nicolini, fa 2-1 l'Infinity Godego. Prosdocimi può andare lungo, per Salifu che protegge, addomestica bene il 9, serve poi per il 4, esce Bresolin sul Ismail e Raji, pronto a ricevere da Nureddin e Raji, il tocco del 10 per il 9 che controlla e poi va alla conclusione che sarebbe entrata o forse no, ma Andrea Bottega toglie ogni dubbio perché si inserisce, la tocca e quindi devia in porta questo pallone, pareggia la marca. Ci può arrivare Bottega che poi liscia col sinistro, Medina ancora marca però con Fornasier che cerca il 3,5 fuori dalla porta di Prosdocimi. Daniel Wally cerca a profondo questa palla che rimbalza, la lascia sfilare Salifu, quindi arriva Sebbar, Sebbar con la punta, va in porta, ci mette del suo Roberto Bresolin perché è sfortunato, la deviazione dell'estremo difensore della marca consegna il gol all'Infinity Godego. Fraccaro profondo da Garbuio che può solo tenerla lì o scaricare. Arriva lo scarico per Marchiori che va da fuori con il destro. Prosdocimi, Sebbar. Questa palla di prima per Garbuio. Ci arriva Wally, il tocco di Zandonà. Kuc salta il portiere, porta sguarnita. Cerca proprio Wally che poi si lancia. Palo di Wally, deviazione di Wally. Incredibile. Power play con Nureddin e Raji. Zandonà cerca proprio il 10. Garbuio in mezzo a 4 maglie blu. Garbuio col mancino. Chiaro con l'ultima speranza dentro. La deviazione di Sebbar consegna questa palla tra le braccia di Prosdocimi che poi nel gong rilancia a lungo. Finisce così l'incontro alla Bel Bottega Arena. Vince come nel risultato d'andata con un gol di scarto l'Infinity Godego di Paolo Marotta. 3-2 risultato finale. La marca ci prova ma non basta.